Giornata di giochi alle Case Piavone, un modo per dare vitalità al Museo della Civiltà Contadina che, come per molti altri in Veneto e non solo, soffre dal Covid di un lieve ma costante calo di visitatori. Se ne sono accorti da tempo i responsabili del gruppo folcloristico che, sulla scia del fondatore Franco Grespan, stanno mantenendo con mostre ed altre iniziative la conoscenza delle nostre radici rurali. Ecco perché quest'anno, anziché puntare sulla storica rassegna del folklore, con spettacoli in centro a Treviso e nelle principali città della Marca, dal 16 luglio è stato programmato un cartellone di eventi tutti o quasi di scena sul Parco delle Case Piavone. Qui al Museo Etnografico per dar valore a questo sito importante sulla memoria e sulla storia delle nostre tradizioni popolari. In realtà, sin dall'inizio dell'anno il gruppo sta puntando su questo sito per i propri eventi con risultati più che positivi. Dall'inizio dell'anno abbiamo raccolto oltre 2500 firme di presenza per la visita al museo. Fulcro la civiltà contadina e per questo il cartellone inizia nel giorno della Madonna del Carmine, in ricordo delle storiche sagre paesane tra dolci e giostre, per poi scandirsi in tutta una serie di eventi come il Ponte della Bontà o la passeggiata tra le tradizioni, fino ad arrivare il giorno di San Martino, ovvero il 13 novembre. Sì, perché nella civiltà contadina proprio il giorno di San Martino venivano tirate le somme dell'annata agraria e anche noi proprio in questo giorno vogliamo vedere quante persone, quanto pubblico ci ha seguito in tutto questo percorso che parte da giugno e finisce proprio a novembre.